Avete parlato durante la presentazione del progetto di metodologia partecipativa. Ci spiega di che cosa si tratta? Allora, noi crediamo molto nella partecipazione, la partecipazione intesa anche nel costruire insieme lo sviluppo dei nostri territori, questo è un po' il tema. Questo non è un progetto che cala dall'alto, ma questo è un progetto che viene costruito e sviluppato da tutti gli attori che abbiamo nei territori, in questo caso nello specifico nel territorio del distretto culturale del Nuorese. Questo in qualche modo segna diciamo, una linea di demarcazione con il passato, cioè appunto il progetto viene costruito dalla base, dal territorio stesso. È questo il nuovo modello di sviluppo che state proponendo? Sì, noi oggi non siamo venuti qua a parlare di turismo propriamente detto, siamo venuti qua a proporre un modello. Nuovi modelli di attrattività, questo è un po' il titolo del progetto, quindi andremo a lavorare su un progetto turistico ma con una metodologia, un modello che vuole creare sviluppo. Crescita e sviluppo per troppi anni sono stati considerati sinonimi, non lo sono due cose completamente diverse. Per noi lo sviluppo è provare a fare le cose in maniera diversa come le abbiamo fatte prima, mettersi in discussione anche come organizzazioni, cioè creare nuovi e proporre nuovi modi di gestire l'attività imprenditoriale. Questo per noi è il tema e poi lo sviluppo è quello che rimane nel tempo. Le cose che sono cresciute nel tempo poi non hanno ottenuto nei territori e questa è la differenza che noi rimarchiamo.